Stop alla selezione di 552 posti per infermieri e tecnici radiologi. Il TAR infatti ha bocciato 2 concorsi della sanità siciliana con 2 sentenze già depositate, stoppando così come detto le selezioni e condannando l'assessorato regionale alla sanità e l'ASP di Palermo anche al pagamento delle spese. Una decisione, quella della prima sezione del TAR, giunta dopo che già in passato, esattamente un anno fa, i giudici avevano sospeso in via cautelare queste selezioni in seguito a una pioggia di ricorsi. L'assessorato al ramo, prima di indire quei concorsi, avrebbe dovuto ricorrere alla mobilità, nel senso che prima di inserire nuove forze nel sistema sanitario siciliano avrebbe dovuto verificare la disponibilità di chi già è in servizio in altre regioni e attende di rientrare in Sicilia. Inizialmente si è optato per la cosiddetta formula del 50-50, dunque metà di posti disponibili con concorso aperto, metà con procedure di mobilità. Il TAR alla fine ha bocciato entrambi i concorsi, quello per 514 posti di infermiere e quello per 38 posti di tecnico di radiologia, rifacendosi a un'altra sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che conferma la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti. È vero, si legge in una nota del TAR, che gli appellanti non figurano attualmente come i soggetti che potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento, ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità non irragionevole di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica. Al momento, bocciati i concorsi, è tutto da rifare.